Presentato a Tarzo nelle scorse ore un importante studio partito nel 2022 che ha analizzato l'evoluzione climatica nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Una ricerca promossa dall'Ufficio Agricoltura di Banca Prealpi San Biagio e dal Consorzio di tutela di Conegliano e Valdobbiadene Prosecco di OCG, che ha coinvolto ARPAV con Difesa Treviso Vicenza e Belluno, l'Università di Padova con il Consorzio Dafne e l'Università di Cantabria in Spagna. Dobbiamo fare come Banca di Credito Cooperativo anche un po' da catalizzatori, no? Dobbiamo accendere queste necessità di conoscenza, perché è dalla conoscenza che si riesce a percepire le modalità attraverso le quali poter rispondere a questi eventi. Noi non facciamo null'altro che aiutare un po' il territorio a reagire con le proprie forze, ma attraverso l'approccio scientifico. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di fornire ad amministrazioni, imprese agricole e comunità locali strumenti concreti per pianificare il futuro in modo consapevole. E questo importante lavoro che è stato fatto, io ringrazio questo istituto perché oggi quello che ci preoccupa di più sono queste piogge che creano non poca ansia ai viticoltori che lavorano su quei vigneti, io li chiamo over 30, dove è tanta fatica a regimentare quell'acqua. Questo è solo uno degli esempi e se le temperature sono molto elevate in fase della vendemmia noi abbiamo problematiche legate al quadro aromatico. Come ci salviamo? Anticipiamo la vendemmia. Avere questa sera la possibilità di definire un quadro ben preciso di come sta cambiando il clima ci può far mettere in moto una ricerca sul come noi ci dobbiamo rapportare col clima che cambia. Ad emergere in sintesi un aumento medio delle temperature pari a 1,5 gradi centigradi complessivi rispetto ai primi anni 90, un andamento accompagnato da una progressiva riduzione dell'umidità relativa, segnali di un'atmosfera mediamente più secca. Siamo in una situazione dove l'atmosfera diventerà più secca e più calda. Abbiamo una buona confidenza sul fatto che in estate ci sarà una diminuzione delle precipitazioni. Rimane un'incertezza che è dovuta sia al tipo di modello climatico, perché ne abbiamo utilizzati diversi, sia ai possibili futuri in termini di scenari che dipendono fondamentalmente da quante emissioni di gas serra verranno emesse nell'atmosfera, però possiamo dire che generalmente la tendenza è di una diminuzione nei mesi estivi, in particolare della precipitazione mensile accumulata e anche con un aumento dei periodi consecutivi senza pioggia. Quindi fondamentalmente sarà sicuramente importante una gestione idrica in vigneto e questo verrà spiegato meglio anche dal consorzio, ma questa è principalmente diciamo così, in linea generale l'evidenza più forte che abbiamo dallo studio.